Momenti di paura per un 87enne di Mansuè, faccia a faccia con due ladri. Al rientro dalla messa la donna li ha trovati in camera, le grida dell'anziana, poi la fuga dei malviventi. Sto ancora male, ho creduto di morire, racconta l'87enne ai nostri microfoni. Il sindaco le porta la solidarietà del comune e annuncia nuove telecamere di sicurezza. Un altro schianto in A27 dopo quello di ieri, auto tampona il furgone in sosta di un operaio di autostrade, il mezzo spinge l'uomo giù per una scarpata e poi prende fuoco, l'operaio vivo per miracolo. Smog a Treviso, sono già 37 i giorni di sforamento dei livelli di PM10, un dato preoccupante se consideriamo che il limite di legge è di 35 in un intero anno. Convalidato l'arresto del 65enne di Riese, arrestato per aver tentato di appiccare un incendio al parco di Muson di Lori, in silenzio davanti al giudice, resta in carcere. Va verso l'archiviazione di inchiesta sull'incidente dell'ultraleggero Cairano che provocò 2 vittime. Il medico sportivo non aveva gli elementi per negare l'idoneità al volo al pilota. Colline del Prosecco, a tutti i residenti dei 15 comuni dell'area in distribuzione un vademecum dove si spiega cosa significa essere sito UNESCO. Buona l'accoglienza. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, momenti di paura per una signora 87enne di Mansuè che si è trovata faccia a faccia con 2 ladri al rientro dalla messa. Sto ancora male, ho pensato di morire, dice ai nostri microfoni. Che sto male, guardi, sono ancora sotto shock, quindi... Lei ha avuto paura? Credevo niente che mi venisse un infarto perché loro erano nel buio. Se li è trovati davanti tornando dalla messa nella sua casa al primo piano di una palazzina in centro a Mansuè, un incontro ravvicinato con 2 ladri che ha molto scosso questa signora classe 1933 che chiameremo Anna, nome di fantasia, tanto lo spavento e ancora tanta la paura. Sono da poco passate le 6 di sera quando la donna entra nel suo appartamento, soltanto il tempo di appoggiare il cappotto, poi il faccia a faccia. Ho aperto la porta del reparto note e mi sono trovati davanti. Sì che io li ho visti nella penombra perché la luce era dietro di me. Le torce le avevano tutti e 2 con la luce riverso al pavimento. Seguono attimi di terrore, la signora comincia a urlare, i 2 ladri fortunatamente non alzano le mani e cercano una via di fuga. Uno è scappato e non ha parlato, non ho visto in volto, non l'ho visto. L'altro invece che si è reso conto che non mi veniva il fiato, non cosa, e mi ha detto stare calma, non ti faccio del male. Anna trova la forza di chiamare il 112 e alcuni parenti. Ho chiamato i miei parenti, i miei fratelli perché credo di morire, svenire perché non mi veniva il fiato. I ladri non riescono a portare via nulla, ma restano 2 stanze sottosopra, tanta paura e una insonnia che non va via. E non ho dormito, sono stata su e ho cercato di distrarmi così e non ho dormito. Solidarietà all'anziana, protagonista di questo episodio, è stata portata dal sindaco di Mansuè che annuncia nuove telecamere. 2, io li chiamo disgraziati. Non usa mezzi termini il sindaco di Mansuè Leonio Milan dopo aver incontrato l'anziana vittima dei ladri alla quale ha portato la solidarietà di tutto il comune impegnato come non mai nella copertura del territorio con la videosorveglianza. Sul fronte sicurezza stiamo implementando telecamere in ogni piazza. Adesso le stiamo mettendo, come ho già detto, anche in piazza San Tiziano con la speranza che queste brave persone, tra virgolette, abbiano cura dei nostri anziani. Il sistema attuale assicura il primo cittadino comunque funziona. Le telecamere funzionano tutte e sono sempre in diretta. Già qualcuno che si è comportato male anche sul fatto di persone che gettano rifiuti, li abbiamo individuati. Sabato sera intanto, oltre alla casa dell'anziana, è stato visitato un altro appartamento poco distante. Certamente che non siamo sicuri adesso, se vengono anche a quest'ora di sera che uno manca da casa per un'ora, è normale che hai paura.
Continuiamo con la cronaca, dopo quello accaduto ieri in A27 che ha coinvolto 4 mezzi con il ferimento di 4 persone, nel pomeriggio intorno alle 15 nello stesso punto un altro grave incidente lungo l'autostrada tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord. Per cause che dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine, un'auto ha tamponato un furgone di Autostrade fermo a bordo strada, il mezzo ha colpito un operaio che stava effettuando dei lavori nei pressi della colonnina dell'SOS facendola sbalzare giù dalla scarpata alla fine del ponte sulle Piave. Dopo l'impatto il furgone ha preso fuoco, immediato l'intervento dei sanitari del SUEM che insieme ai vigili del fuoco di Treviso e Conegliano hanno recuperato l'operaio vivo per miracolo, trasportato insieme ad un secondo ferito all'ospedale di Treviso. A Treviso sono già 37 i giorni di sforamento dei livelli di PM10, un dato preoccupante se consideriamo che il limite è di 35 in un anno. La cappa di smog non molla a Treviso e anche se in questi giorni il livello di allerta è verde, cioè il più basso, i dati sulle polveri sottili inchiodano il capoluogo della Marca ad un primato preoccupante. Lunedì è stato toccato e superato il tetto dei 35 giorni di sforamenti da inizio anno, i giorni cioè in cui il livello di PM10 è oltre il limite. La soglia di 35 è fissata dalla normativa come valore di salvaguardia per la salute e stabilisce in pratica che in un determinato luogo gli sforamenti giornalieri non dovrebbero superare i 35 all'anno, contando dal 1 gennaio. Un'intenzione più che un risultato, dal momento che negli ultimi anni il limite è sempre stato infranto, a Treviso come in altre città venete. A stupire però nel 2020 è la velocità con cui questa sorta di bonus è stato consumato. I dati della centralina ARPAV di via Lancieri di Novara indicano infatti che il tetto è stato raggiunto già il 9 febbraio, mai così presto in passato. L'anno scorso, così come nel 2017 e nel 2015, il limite fu toccato a marzo, nel 2018 addirittura a metà dicembre. Così ad oggi le possibilità residue di sforare i livelli di PM10 sono di fatto esaurite. In un certo senso è come se fino al 31 dicembre Treviso fosse fuori norma in materia ambientale e Vicenza, Padova e Venezia seguono a ruota. Non una fredda contabilità, ma l'esatta fotografia del problema inquinamento, meno allarmante forse rispetto ad altre minacce come il coronavirus, ma attuale, insidioso e quotidiano. Peggio di così come si fa? Lei è più spaventata dal rischio del coronavirus o dall'aria che respiriamo ogni giorno? No, dall'aria che respiriamo. Direi che se respirassimo aria più sana probabilmente avremmo anche più difese. L'inquinamento è da un po' che ce lo portiamo dietro ed è destinato a peggiorare, quindi sinceramente è una preoccupazione più importante. Ed ora parliamo invece del coronavirus. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato la situazione a Pechino col racconto di Gian Domenico Padovan, 31enne trevigiano che vive e lavora nella capitale e che oggi con nuovi video continua a documentare una situazione surreale. Pechino appare come una città fantasma. Vista così si fatica a credere che vi abitino oltre 21 milioni di persone. Ci sono solo le luminarie e le luci dei grattacieli a mantenere una parvenza di normalità in giorni in cui la paura per il coronavirus rende tutto poco normale. A raccontare la vita stravolta dall'emergenza Gian Domenico Padovana, 31enne di Preganziola, trasferitosi per lavoro in Cina. Una sorta di diario raccontato attraverso le immagini di una metropoli deserta, perché, come di sera, anche di giorno la situazione è simile, a parte le auto, sui marciapiedi si vedono poche persone camminare. Padovan parla di una Pechino che tenta di tornare alla normalità. Lui stesso è uscito di casa, è tornato al lavoro, ha passeggiato tra le vie del centro, anche queste deserte. Questa è una delle vie più affollate di solito di Pechino e turistiche e oggi è completamente chiusa. Non cambia molto la situazione quando Padovan sale su un autobus, pochi passeggeri a bordo. Come si possono contare sulle dita di una mano i clienti all'interno di questo grande centro commerciale? Questo è uno dei centri commerciali di Pechino, uno dei tanti, come si vede, negozi tutti aperti, però pochissima gente. Il tutto mentre i controlli all'ingresso dei centri commerciali con la misurazione della temperatura corporea continuano.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, per questo rimane in carcere Bruno Martinello, 65enne di Riese Pio X, arrestato dai carabinieri per aver tentato di appiccare un incendio al Parco del Muson a Loria, preparando addirittura 8 inneschi lungo il sentiero degli Ezzelini, una distanza di circa 1 metro dall'altro. Sono stati dei passanti a dare l'allarme. L'arresto del 65enne finito in manette per incendio boschivo è stato convalidato e l'uomo rimane dunque rinchiuso nel carcere di Santabone. I carabinieri ora stanno proseguendo gli accertamenti per capire se l'uomo sia responsabile di altri roghi in zona. Le bombe carta di Godega, la procura indaga a carico di ignoti per fabbricazione, detenzione e utilizzo di esplosivi e per danneggiamento. Accertamenti sono in corso sui precedenti giudiziari della vittima. Si percorre anche la pista dei vecchi guai giudiziari di Gabriella Brugnera per dare una spiegazione alle 2 bombe carta fatte esplodere lunedì pomeriggio in zona industriale a Godega di Sant'Urbano. Sarebbe lei, su questo dubbi non ce ne sarebbero più, l'obiettivo della doppia esplosione in via Rovere. La prima contro l'auto della donna parcheggiata davanti alla sua azienda, la Mavem. La seconda, probabilmente sfuggita al controllo di chi ha lanciato l'ordigno, contro il portone di un'officina, la LP Car. Brugnera si è chiusa nel silenzio, facendo solamente sapere di non voler parlare. Le ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta, signora? Certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. La 56enne era già rimasta coinvolta in un procedimento per truffa, accusata nel suo ruolo di impiegata di aver messo in piedi un raggiro da 7 milioni di euro ai danni dell'azienda per cui lavorava il gruppo Perin di Vazzola e per il quale aveva patteggiato una pena di 2 anni. Anche su questo la Procura della Repubblica tornerà nel corso degli accertamenti. Il fascicolo aperto è al momento a carico di ignoti, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, le ipotesi di reato formulate. Va verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura della Repubblica sull'incidente che nel maggio scorso era costato la vita a Cairano a pilota e passeggero di un ultraleggero precipitato sul terrazzo di un'abitazione. Stando agli accertamenti disposti dal magistrato non ci sarebbero elementi per sostenere le accuse nei confronti del medico sportivo che aveva rilasciato al pilota, il 70enne di Pederoba Mario Ceccato, l'idoneità al volo, idoneità che, essendo stato colpito da un infarto pochi mesi prima, a febbraio, non gli doveva essere concessa, ma il medico non era stato messo a conoscenza dell'infarto. Nello schianto era morto anche l'allievo di Ceccato, il 47enne di Montebelluna, Yuri Bortoli. Individuato dai carabinieri il furbetto che aveva fatto benzina con i soldi di un altro automobilista cordignano, non solo ma è stato identificato anche il ladro che aveva rubato il cellulare dentro un bar a Cappella Maggiore. Ha fatto benzina utilizzando i soldi inseriti nel sistema di pagamento self-service da un altro cliente. Ha approfittato di un momento di distrazione dell'automobilista per fare il rifornimento alla propria autovettura e poi allontanarsi dal distributore. È accaduto a Cordignano. Decisive sono state le immagini delle telecamere del sistema di sicurezza dell'area di servizio che hanno inquadrato la targa dell'auto. L'uomo, incensurato di Godega Sant'Urbano, 56 anni, è stato denunciato a piede libero per furto. Ed ancora i carabinieri hanno identificato un 60enne pregiudicato di Treviso che all'interno di un bar a Cappella Maggiore è riuscito a rubare un telefonino del valore di 750 euro che si trovava nella borsa di un cliente presente nel locale. Anche in questo caso l'identità del ladro è stato possibile grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Anche il 60enne è stato denunciato per furto. Voltiamo pagina, potrebbe arrivare una proroga per quanto riguarda l'obbligo dei pagamenti tracciabili. Le spese per le quali sarà possibile godere della detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi, quindi mi raccomando non in questa, è possibile effettuare ancora pagamenti in contanti fino al 31 marzo. Il governo ha presentato alla Camera un emendamento al decreto mille proroghe che prevede per le spese effettuate in contanti dal 1 gennaio scorso al 31 marzo la possibilità di detrazione anche se non è stato rispettato l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Il provvedimento atteso alla Camera ad inizio settimana arriverà invece in aula venerdì. Da quanto si apprende dunque si potrebbe andare verso uno slittamento dei tempi per quanto concerne l'obbligo di effettuare determinate spese come quelle sanitarie
sanitarie, scolastiche, veterinarie, di mutui o assicurazioni esclusivamente attraverso bonifici, carte di credito o debito, assegno o versamenti postali. Questo per poter usufruire nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno delle detrazioni fiscali del 19%. Ma al momento le informazioni a disposizione dei cittadini non sono chiare. L'informazione non è veicolata fin dal mese di gennaio, di fatto l'obbligo, la norma lo prevede fin dal 1° gennaio 2020, quindi diciamo che la scarsa informazione fa sì che molti continuino ancora a sostenere le spese, soprattutto spese che si è soliti pagare in contanti. Da aprile poi via l'obbligo dei pagamenti tracciabili per usufruire delle detrazioni fiscali, anche se dal sindacato arriva un consiglio. Dal 1° aprile, viene detto, scatta l'obbligo del pagamento tracciato. Noi consigliamo però vivamente, siccome siamo in attesa di una conferma ufficiale su questo fronte e soprattutto il governo sta cercando le risorse economiche, noi consigliamo vivamente di effettuare comunque fin da subito i pagamenti tracciati e conservare, mi raccomando, lo scontrino del pagamento. Ed ora parliamo delle colline UNESCO. C'è un nuovo capitolo perché in queste settimane a tutti i residenti dell'area riconosciuta patrimonio dell'umanità sta arrivando un vademecum dove si spiega cosa significa essere sito UNESCO. Ci ho dato un'occhiata veloce, per cui infatti l'ho ancora qua perché non l'ho ancora guardato bene a fondo. Vale la pena di farle queste cose, secondo me, comunque. L'ho letto, è bellissimo. Le colline meravigliose, però io dico sempre cercate di tenere contenute le viti. Si legge velocemente e spiega in poche pagine cos'è l'UNESCO, a cosa serve, dove potrebbe portare, l'importanza del fare squadra anche in termini di collaborazione tra territori. È il vademecum che Regione Veneto e Associazione Temporanea delle Colline UNESCO sta diffondendo praticamente porta a porta nei 15 comuni dell'area patrimonio dell'umanità, dove le aspettative restano alte a partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro. E dia lavoro ai giovani soprattutto perché al giorno d'oggi non ci sono tanti posti. È un bene valorizzare e è un bene far conoscere il proprio territorio. Spero che porti anche qualcosa dal punto di vista turistico, non solo produzione del vino, bicicletta, cicloturismo, qualcosa del genere. Credo sia una buona cosa per l'economia, per la nostra economia e forse anche per saldare il territorio. Il riconoscimento UNESCO è un riconoscimento mondiale, per cui sicuramente sarà una cosa positiva per noi. Sugli aspetti culturali si sofferma il consigliere regionale Sonia Brescacin, già sindaco di San Vendemiano. Dà anche l'idea dell'opportunità che abbiamo di tutelare questo tipo di ambiente, questo tipo di paesaggio, di trasferirlo alle generazioni future, creando anche un movimento di tipo culturale, economico e sociale che sicuramente farà bene al nostro territorio. Insomma, per molti un'opportunità, ma con un'avvertenza a chi sta nella cabina di regia. Se lo sanno gestire bene, sì. Se vivono sul già acquisito, rischiano di farsi male da soli. Droga, bullismo, cibo, comportamenti sessuali a rischio sono le tematiche che l'Avis regionale porterà nelle scuole del Veneto con un nuovo progetto. I ragazzi hanno proprio voglia di dire il loro parere, di dire la loro anche su temi importanti come la salute, il volontariato e la partecipazione sociale. Ci stanno sorprendendo molto, c'è tanto interesse, tanta motivazione. È appena iniziato il viaggio di Avis nelle scuole del Veneto, non solo donazioni di sangue nel progetto Best Choice, ma i temi del benessere e dell'educazione e della salute con protagonisti giovani. L'iniziativa nazionale vede i donatori veneti capofila di un'operazione da 1 milione di euro. In Best saranno gli studenti a ideare una campagna informativa su temi caldi per le nuove generazioni e che saranno loro a scegliere attraverso un questionario. Abuso di sostanze, alcol, droga, bullismo, rapporto con il cibo e pure comportamenti sessuali a rischio. Non andremo a fare educazione all'affettività piuttosto che educazione sessuale, ma ciò che sviscereremo con i ragazzi è capire quali possono essere le conseguenze di comportamenti sessuali, no, appunto a rischio. Soprattutto quello su cui vorremmo incidere però è proprio comportamenti di stili di vita sani, anche in termini di fare attività fisica, quindi la prevenzione per avere appunto una salute
in ordine. Questo è un tema che a noi interessa molto anche come donatori di sangue. La prima scuola a iniziare il percorso con Avis sarà l'Istituto Nightingale di Castelfranco, poi seguiranno altre 9 scuole in tutto il Veneto. Per Avis, che da anni entra con regolarità nelle aule per promuovere la cultura della solidarietà, si tratta di una nuova sfida. Si cerca di uscire anche un po' dalla comfort zone della donazione e si cerca di andare anche su tematiche della salute che comunque riguardano il lavoro di Avis e quindi sono importanti, soprattutto per la fascia d'età su cui si va a incidere, che è quella dei 14, 16, 17 anni. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. La vita. Rieccoci nuovamente in studio ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Tragedia intorno alle 13:30 sul Nuvolao, dove ha perso la vita uno sci alpinista, Giovanni Gatti, 75 anni, di Venezia. L'uomo stava salendo verso l'omonimo rifugio con un amico che lo procedeva e un altro più dietro. Quando quasi arrivato è scivolato dal pendio sul versante est. Dal racconto dei compagni, quando l'ultimo dei 3 ha raggiunto il primo, si sono accorti della sua assenza e tornati indietro hanno trovato un bastoncino e i segni della scivolata. Uno dei 2 uomini è sceso e facendo un giro largo ha raggiunto il 75enne che dopo un salto verticale di una 50 di metri è finito sulle rocce sottostanti per fermarsi poco dopo sulla neve. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, il tecnico e l'equipe medica sbarcati con un verricello non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le buone pratiche per la gestione del lupo in Europa ci sono, basta seguirle, risponde così l'assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca Giuseppe Panna, chi chiede un intervento per contrastare la presenza del grande predatore in Veneto. A fine 2019 in provincia di Belluno sono state accertate complessivamente 52 predazioni del lupo, 6 in più rispetto al 2018, mentre i capi uccisi sono stati 104 contro i 144 dell'anno precedente, quando venne accertato anche il ferimento di 15 fra ovi, caprini e asini. Le istanze presentate lo scorso anno per l'indennizzo sono state 43 per un importo complessivo di poco sopra i 27.000 euro già liquidati. Questi i dati forniti dalla Regione, che sulla scia del Trentino Alto Adige contro l'invadenza dei grandi predatori ha approvato un progetto di legge statale per la prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e il contenimento delle popolazioni in esubero. Ma è una legge che attende il via libera dal Ministero dell'Ambiente, il quale però esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette. Il lupo, già avviene in altri stati europei, passi da essere considerato fauna totalmente protetta a fauna gestita, e nella gestione di questo animale si possa in qualche maniera o traslocarlo, oppure dove sono quei gruppi particolarmente confidenti e aggressivi che creano naturalmente le popolazioni tutta una serie di apprensioni e di disagi, potrà anche essere abbattuto. Ad oggi dal Ministero dell'Ambiente, al quale il Veneto ha chiesto la revisione del piano lupo, nessuna risposta, spiega l'assessore Panna, che assieme ai colleghi di Trento e Bolzano invoca la possibilità di poter gestire il grande predatore seguendo le buone pratiche già presenti nelle aree alpine dei paesi europei. Sono già degli esempi di buona gestione della fauna selvatica e del lupo, basta saperli e avere il coraggio di affrontarli. A titolo di prevenzione, a breve sarà aperto il bando che finanzia gli allevatori al 100% per l'acquisto dei materiali idonei a contrastare gli attacchi del lupo negli allevamenti. Il rilancio del Nevegallo non ha una bandierina politica, così il consigliere regionale della Lega Franco Gidoni, e sull'iniziativa del suo collega del PD Fracasso di valutare l'appoggio al progetto di legge. Il rilancio di una stazione turistica non ha una bandierina politica, insomma è chiaro che lo sforzo deve essere congiunto e comune, non si può consumare una battaglia su degli impianti per ideologia. Il Nevegallo ha tutti i presupposti. Glorioso quello fra gli anni 70 e 80, da dimenticare quello dei tempi più recenti, ma, e questa è la notizia di oggi, il tempo di piantare le bandierine politiche è finito. Il gruppo regionale del PD è orientato a sottoscrivere il progetto di legge depositato dal consigliere della Lega Nord Franco Gidoni. Questo è quanto uscito dalla riunione del gruppo consigliare presieduto da Stefano Fracasso. L'incontro è stato aggiornato a giovedì, giorno in cui ci sarà il primo passaggio in commissione del progetto, che riguarda il rilancio delle stazioni sciistiche minori del Veneto, che per la loro collocazione
non possono godere dei benefici dei fondi dei comuni di confine. Il fondo dice chiaramente, già mandato alla Giunta di agire in via sperimentale per prima cosa sul Nevegal, perché il Nevegal è la situazione è assolutamente così, quella più eclatante nel tema dell'impianto di risalita sulla montagna veneta, e quindi la Giunta è già fin d'ora autorizzata ad intervenire. Con chi ancora non è dato a sapere, dice Gidoni, che sulle critiche di poca chiarezza espresse sul progetto di legge del primo cittadino di Belluno ribatte. Il problema è che non può essere chiaro perché non è chiara la situazione del Nevegal. Il fondo previsto dal progetto di legge è sostanzioso, 12 milioni di euro già nella disponibilità della finanziaria regionale 2019. I soldi ci sono perché sono a Veneto Sviluppo, li avevamo già trasferiti nella finanziaria 2019 e quindi i soldi comunque sono a disposizione. Poi come impiegarli, ripeto, aspettiamo di sapere con chi parleremo. La proprietà comunale degli impianti, suggerita a settembre dall'assessore al turismo Federico Caner, sarebbe consigliata per superare il periodo di almeno un paio d'anni previsti per l'operatività del fondo. Ci sembra che sia la via più lineare per poter condurre un'operazione di questo tipo. Dopo, sai, le leggi sono complicate, ovviamente ognuno la può pensare in maniera diversa, poi noi aspettiamo. Vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Mauro Michelone, presidente ISRA di Treviso. Ed è davvero tutto da Treviso, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Generali condizioni di bel tempo nella giornata di giovedì 13 febbraio, non sono attese piogge. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove anche qui sarà asciutto e stabile, con il sole presente un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, su tutti i settori il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.